Dottore, quanto è importante questa donazione per il suo reparto? La donazione di oggi rientra in quel progetto di percorso di umanizzazione delle cure che noi abbiamo sempre cercato di ottenere all'interno del nostro reparto, un reparto particolare, un reparto dove trattiamo patologie oncologiche con i trattamenti salvavita che danno speranze e possibilità terapeutiche in questo territorio, ed è molto importante avere la radioterapia nel territorio di Agrigento. Come tutte le altre iniziative che sono state portate avanti, la donazione oggi della cucina, grazie alla gentile donazione fatta dalle ditte Migliorini Interni e Stosa Cucine, che hanno collaborato alla realizzazione appunto della cucina, che serve un momento di ristoro per i pazienti e per gli operatori sanitari che lavorano qui con i doppi turni e quindi che si spendono per questi pazienti e per questo territorio. Nasce insieme al progetto di Salus e Fides, ideato e voluto con tanta forza dall'Orchestra Filarmonica del Sud, che ha contribuito con dei concerti di beneficenza anche all'acquisto dei suppellettili per l'interno del bunker del trattamento, con gli arredi dove vengono posizionati i sistemi di immobilizzazione che noi giornalmente utilizziamo per i pazienti. Quindi diciamo, maggiore accoglienza, maggiore capacità di poter donare ai nostri pazienti ambienti più confortevoli che possano occuparsi, al di là dell'attività scientifica che noi ogni giorno mettiamo in campo, io e il mio gruppo di lavoro che mi sostiene sempre in questi progetti, di poterci occupare anche del lato umano di questi pazienti e dei loro familiari, perché noi prendiamo in carico, diciamo, il paziente nella sua interezza, quindi anche questi aspetti fanno sì che il paziente che si rivolge a noi per le cure oncologiche possa essere attenzionato soprattutto al lato umano. Quanto è stato importante il vostro supporto per realizzare questo progetto? L'Orchestra Filarmonica del Sud ha abbracciato questo progetto perché una delle direttrici artistiche della compagine è proprio quella di sostenere progetti sociosanitari. Il progetto Salus et Fides è incentrato sulla figura di Beethoven, che è un po' emblema di resilienza. La forza beethoveniana si è imposta in questo progetto che ha tirato fuori la bellezza, l'umanità di tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questa visione che, oltre ad essere artistica, è umana e sociale. È un'orchestra formata da talentuosi musicisti siciliani e in questa orchestra vi sono anche delle importanti professionalità che vantano esperienze presso le più importanti fondazioni lirico-sinfoniche e istituzioni concertistico-orchestrali. Avere contribuito a questo progetto rappresenta per noi la realizzazione di un sogno, perché la musica diventa strumento, mezzo e non fine, si mette al servizio di chi soffre, è musica che cura, è musica che dona speranza.